Grazie per la fiducia. Abbiamo qui il dottor Lo Sapio, forse non tutti lo sanno, ma oltre a essere un artista, e ultimamente si è lanciato anche in politica, un ramo della politica economica, politica locale. Ha lanciato un programma per l'indipendenza di Barriera di Milano, sì. E fin qui è una cosa chi se ne frega, dice. No, è di tendenza, adesso se ne è di tendenza, tanti. sì. Però lei ha voluto aggiungere un particolare importante, ha voluto rivendicare anche una sorta di conio della moneta. Lei vorrebbe battere una moneta. Anche un'indipendenza monetaria, come dire. Esatto, perché quello è una cosa importante. Certo. Quindi lei sta lanciando questa cosa qui, e a questo proposito farà uno spettacolo il 29 di dicembre all'Hiroshima Mon Amour, sì. Il primo spettacolo, possiamo dirlo, dove si potrà entrare anche pagando il Rebaudengo. Esattamente, cioè siete spendendo il Rebaudengo, chi lo avesse può entrare, un Rebaudengo è paragonabile è rapportato a $1. A $1. Quindi chi paga in euro è 12 euro, chi paga in Rebaudengo può pagare 12 Rebaudengo e mezzo. Ah, ho capito. Quindi e 50. 12 Rebaudengo e 50 per venire a vedere Lo Sapio, che farà che cosa? Un proclama politico farà? No, uno spettacolo. Uno spettacolo, signori, musicale. Uno spettacolo musicale, dico bene, dove lei canterà alcune canzoni, perché forse non tutti lo sanno, ma è anche cantautore, lo sa, è vero. Canterà alcune canzoni suonate poi sentirete di che spessore, scritte di suo pugno, scritte di suo pugno. In quell'occasione le vorrà abbellire con una orchestra particolare, lo vogliamo dire? Sì, saremo con l'orchestra, la Banda Cadabra, che è 11 elementi, quindi un'orchestra molto ricca. Invece questa sera vorremmo fare un riassunto di quello che potrebbe essere, con 4 elementi, ma mica da buttare via. Lì si tratta sempre bene, perché questa sera io a questo punto lo faccio anche perché siamo in diretta streaming. Lei viene accompagnato niente poco di meno che la chitarra elettrica da Roberto Bovolenta, al basso da Luca Lalo Mangani, alla chitarra acustica il sottoscritto qui Mao, e abbiamo qui alla voce e alla T maiuscola, perché è uno strumento questo qui, la T maiuscola, il dottor Lo Sapio. Grazie. Un messaggio di salute, è un messaggio di salute, è un messaggio di salute, oibo. È un messaggio di salute, è un messaggio di salute, è un messaggio di salute, oibo. È un messaggio di salute, è un messaggio di salute, la salute, amico caro, la salute è importante, la salute. Come vuole, va bene, così versione va bene. Extended questa, che se non noi dobbiamo fare in fretta, perché siamo in streaming. Scusa. Oh, che dolor la cervicale, oddio mi sento una latrina, si è alzata la bilirubina e non so cosa posso fare, son lì che cerco soluzioni ed ho irritato anche i polmoni. Oi, che cosa posso fare? Che terapia devo seguire? Ma un Deplian dice che c'è una soluzione per me, non costa caro e perciò ci proverò. Forse ho trovato la cura, vado alle terme di Stura, 3 settimane ed un mese resterò, fin tanto che non guarirò. Vado alle terme di Stura, c'è un'acqua verde pura, di paura, 3 settimane ed un mese resterò, tanto che non guarirò. Ho le varici e gli svarioni, non digerisco i peperoni. Oi, che cosa posso fare? Che terapia devo seguire? Ma alla TV sento che c'è
la soluzione per me. Non costa caro, perciò mi recherò. Forse ho trovato la cura, vado a lettermi di stura, 3 settimane ed un mese resterò, fin tanto che non morirò, e vado a lettermi di stura, c'è un'acqua verde pura di paura, 3 settimane ed un mese resterò, o mi faccio 2 camere in cucina e lì ci morirò, io in via Michele Coppino non morirò. Olè! Beh, che pubblico, molto caldo, pubblico caldo. Tiravano più i bimbi di noi, devo dire la verità. Vabbè, però dottore, ognuno ha il pubblico anche lei è partito che anche... si merita. Se c'è qualcosa fuori tempo la colpa è sua, perché prenditi le tue responsabilità col tamburello. No, ma è una cosa, diciamo... Scherzo. È una cosa più tropicalista. È bella questa cosa, che anche voi fate un po' come cazzo volete, cioè potete suonare, cantare, ecco, interagire, perché è aperto come fosse un tema libero. Del resto io anche... mi sono messo la giacca per andare a sciare. Ha fatto bene, dottore. No, volevo solo far notare che questo era un brano, diciamo, che parlava di un tema universale. Tema universale, soprattutto quando si supera la soglia dei 50 anni, no? Che uno inizia a sentire qualche acciacco, qualche piccolo acciacco e non sa mai come arrivare a capo, no? Lei ha trovato una soluzione? Io sì. Anzi, e lo dice la canzone, siete stati attenti, siete stati molto, perché parla di un luogo di villeggiatura, diciamo. No, perché poi spesso la gente dice che bella musica, ma trascura il messaggio, perché invece questo è un messaggio profondo come un po' quasi sponsorizzato come messaggio, direi. Lei vorrebbe... Esatto, è un messaggio sponsorizzato. Cosa fa? Vabbè, ma l'orario anche sì, un orario significativo. Va bene, dottore, non tirare il torrone alla lunga. Io volevo solo essere spiegato, volevo spiegare bene la situazione, perché è una situazione complicata, non è facile renderla, diciamo, agevole più. No, non è per niente facile. Abbiamo parlato di questo suo impegno e di questo suo attaccamento anche a una terra, a un quartiere che è Barriera di Milano. Sì, a un territorio, un territorio che è Barriera di Milano, dove io conoscete, no? Quel quartiere alla precollinare, possiamo dire, a nord, diciamo, è l'estensione della collina praticamente. Barriera di Milano fai track e sei già in Viale Toves, un battibalè. E quindi questo territorio lei lo vuole valorizzare al punto tale che ha scritto addirittura un inno. Ho scritto un inno per tutte quelle persone che così cercano. C'è qualcuno che cerca casa, siete tutti messi bene, grazie a Dio. No, lei, cosa fa l'immobiliarista? Chi cerca casa, sai, cerca il quartiere dove è l'affitto, cioè vuol trovare qualcosa, quel bilanciamento tra qualità della vita e costo dell'affitto. Questa canzone può dare dei suggerimenti, ecco. Può dare dei suggerimenti in questo, quindi mi raccomando, è un progetto cantautorale, dovete seguire molto il testo. Mi raccomando, perché se perdi l'inizio poi non capisci più niente, come quei film un po'. Adesso noi vogliamo darvi qualche trappoletta con delle intro musicali, ma non vi distraete. Non vi distraete, non mi devo distrarre io perché non mi ricordo il testo, però lei, dottore. No, ma neanche io mi devo distrarre, noi guardiamo tutti il maestro Bovolenta. Qualcuno la sa, perché facciamo suonare loro. Stacchi lei, È bello così che ognuno ha preso la sua velocità. Sì, così sì, è carino. Tu mettici anche la tua, così. Spiribicchio con lo sfratto, residente in via Lombroso, ricercando una dimora, si poneva pensieroso, non sapendo come fare in quel luogo di dimorare, chiese allora informazione a chi ha ogni soluzione. A nord di Porta Palazzo
C'è una terra di frontiera, bella come il paradiso, e la chiaman la barriera. Ci sono 1000 infrastrutture, c'è lavoro, tanta grana. Cosa aspetti, fai un trasloco e vieni a vivere di noi. E allora vieni a vivere di noi. Verdi vallate e sempre estate, tasse non le paghi se non vuoi, e ti puoi fare i fazzi tuoi. Vieni a vivere di noi, è sostenibile, è riciclabile, e per vicino scegli quello che vuoi tu. Un underground o uno Zulu, e per vicino scegli quello che vuoi tu. Un underground o uno Zulu. Dentro. Ok, c'è una seconda strofa, ma proprio non me la ricordo. Però praticamente Spiripicchio, dopo 38 anni dal trasloco, non ha combinato un granché, però ha vissuto. Vissuto. Sì, ha vissuto decentemente, è contento della vita che ha fatto, questo già non è poco. E ricorda sempre quel giorno in cui ha deciso di cambiare casa. Ha detto, beh, però tutto sommato mi è anche andata bene. E allora vorrebbe ricordare a tutti questo, che del testo è il ritornello il più importante, che l'invito a venire a vivere non da noi ma di noi. E allora lui dice, e allora vieni a vivere di noi. Verdi vallate è sempre estate, bravi, le tasse non le paghi se non vuoi, e ti puoi fare i cazzi tuoi. Vieni a vivere di noi, è sostenibile, è riciclabile, e per vicino scegli quello che vuoi tu. Uno underground, che scemo, o uno Zulu, e per vicino scegli quello che vuoi tu. Uno underground o uno Zulu, Olè! Grazie, grazie. Fin troppo generoso questo pubblico, eh. Mi fai di nuovo quella cosa, mi fa ridere. Le piacciono queste sì, scale. perché far ridere anche con gli strumenti non è semplice. No, non è una cosa da tutti, Sì, è chiaro, infatti, è chiaro, dottore. infatti. Noi, Va bene, allora, quindi, ragazzi, dottore, io non so se vi ho convinti a venire a vedere lo spettacolo, penso proprio di no. Però chi non avesse nulla da fare il 29 di sera, orario serale, c'è anche Cretu, poi testimoniare è il suo che c'è- notaio, credo, no? Se non ho è capito sempre male. il notaio. Vedendolo così tu diresti non è un notaio, ma lo è. Perché non si nota? Però Sì, non- esatto, questa è chiaro, carina. è Ecco. chiaro, è chiaro. Bravo, ma andiamo avanti Grazie, così, sì. poi ci chiediamo come Vabbè. cazzo è che non ci chiamano a fare le cose. Va bene, ecco. allora ci sarà anche il notaio, io spero ci siate anche voi il giorno 29 a Hiroshima. E a questo punto, Mao, che Vuole altra ringraziare- brutta figura vuole- possiamo fare? No, volevo ringraziare il pubblico, Ah, se ecco. vuole ringraziare il pubblico. Ma vogliamo scusi. ringraziarlo, come dire, così, grazie, o in una maniera musicale? Io possibilmente lo ringrazierei in una maniera melodica addirittura. Addirittura? Sì. Se lei è d'accordo imposterei un... mi sta venendo un attacco di cervicale, cervicale, di perché cervicale. Allora, una dovrei cosa- stare un po' eretto. Sì, allora come siete messi a valzer? 3/4? Giovanotto, mi faccio un 3/4. attenzione, abbiamo visto un 3/4 che... 3/4, ti do una mano. Bravissimo, ecco. Preparatissimo. Come siamo messi con le mani? Uno lo battete col piede. Sì, è come se fosse il tacco un agosto, non si deve sentire. Cosa deve essere, scusi, il tacco? Un agosto, un suono fantasma.
Anche perché abbiamo problemi con quelli di sotto, ragazzi. Non c'è nessuno sotto, dottore. Non ti siamo in sembra. barriera. C'è qualcuno. In centro qua è abitato tutto. È tutto abitato. Abitato soprattutto sotto. Sì. Vabbè, se avete voglia di sopra. fare questo gioco del cavolo, che Ma no, signorina con la farfalla ci dia una mano, perché ha la maglietta con una bella farfalla. Sì. Allora, proviamoci. Allora, dia il tempo lei. Quindi col tacco One, uno. 2, 3, 1, 2, 3. Velocità è perfetta. Grazie a tutti voi, Generosissimo pubblico, grazie a tutti voi, siamo stati insieme benissimo. grazie a tutti voi. Domani facciamo pranzo e cena, è importante saper ringraziare chi paziente è stato ad ascoltare. Allora andiamo, grazie a tutti voi, Generosissimo pubblico, grazie a tutti voi, siamo stati insieme benissimo. grazie a tutti voi. Domani facciamo pranzo e cena, è importante saper ringraziare chi paziente è stato ad ascoltare. E l'invito è di nuovo a tornare, noi siamo qui fiduciosi a sperare, noi siamo qui fiduciosi. Grazie a tutti. Mao, chitarra e voce, Luca Mangani al basso, Roberto Bovolenta alla chitarra, Sergio Olivato ai suoni, Cretu ai fastidi. Il dottor Lo Sapio, voce go! A sperare. Grazie a tutti, grazie davvero. Ma la serata non finisce qui, ragazzi. Finisce proprio qua la serata.